Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. La terra continua a franare a Niscemi a causa della pioggia incessante, evacuati interi quartieri, oltre 1000 persone fuori casa. La città è in piena emergenza, domani arriva il capo della protezione civile siciliano. Il Consiglio dei Ministri ha stanziato 100 milioni di euro per Sicilia, Calabria e Sardegna colpite dal ciclone Harry, deliberato lo stato di emergenza. Le opposizioni sono briciole, si usino i soldi del ponte. Il presidente Schifani nominato commissario straordinario. A Catania il ciclone danneggia il deposito treni della metro, compromesso anche un nuovo convoglio che sarebbe entrato in funzione nei giorni di Sant'Agata. Ferrovia Messina-Catania tagliata in due, ma Trenitalia non lo comunica. Il maltempo fa strage di migranti nel Mediterraneo, 50 morti, 380 dispersi. Gli scafisti li avevano fatti partire dalla Tunisia sui barchini nonostante le onde erano alte oltre 10 metri. A Palermo è un giallo la morte di un 26enne ex calciatore dopo un malore in casa. La famiglia ha presentato denuncia ipotizzando che il decesso sia dovuto ai ritardi nei soccorsi. La crisi dell'auto elettrica, la contrazione del mercato dei microchip, la sfida con la Cina, un'alleanza politico-sindacale tra Italia e Francia per affrontare le sfide che incombono sul futuro di ST. Calcio in Serie C, il Catania vince e convince concedendo poco o niente alla Cosenza. Ufficiale il prolungamento del contratto di Jimenez, per Di Tacchio stop di qualche settimana. In apertura a Niscemi la pioggia non si ferma e la terra continua a cedere. A Niscemi si allarga il fronte della frana. Evacuati interi quartieri, lo avete sentito, al momento ci sono oltre 1000 persone fuori casa. La città sta affrontando un'emergenza ancora in evoluzione. Intanto domani il capo della protezione civile siciliano sarà in Sicilia. Ci dice tutto Gerry Italia. A Niscemi la terra continua a muoversi, il fronte della frana che ha colpito la zona ovest della città, complice la pioggia battente di queste ore, si sta progressivamente allargando. Una situazione che ha reso necessaria l'evacuazione di interi quartieri, Sante Croci, Trappeto e Via del Popolo. È alto il rischio di crolli per le abitazioni sospese sull'orlo del baratro, dopo il collasso di una vasta porzione dell'altopiano su cui sorge il centro abitato. Il terreno continua a cedere sotto le fondamenta delle case. Dalle immagini riprese dal drone si vedono edifici che non hanno più una base d'appoggio. Circa 300 famiglie e oltre 1000 persone hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni. Molti sono stati accolti nel palazzetto dello sport comunale, altri hanno trovato ospitalità da parenti. Su disposizione del direttore generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile Salvo Cocina, sono arrivate da Palermo centinaia di brandine allestite al palazzetto dello sport Pio La Torre. Pranzavamo e abbiamo visto tutto, poi siamo usciti ma abbiamo capito il danno che c'era nel nostro quartiere. Tanto. Purtroppo anche siamo vive magari. Alcune famiglie sono state accolte nella vicina casa di riposo dove hanno ricevuto assistenza e pasti caldi. Tutti si sono prodigati, chi ha portato coperte, chi insomma ha prestato un letto, chi ha dato una casa, chi ha rifugiato una famiglia, insomma i B&B sono stati aperti e hanno rifugiato tantissime persone, quindi devo dire che c'è stata grandissima solidarietà. Intanto la città è quasi isolata, chiuse le principali arterie di collegamento, la SP10 e la SP12, snodi fondamentali verso la statale Gela Catania, scuole chiuse in tutta Niscemi, resta percorribile una sola via d'accesso, la SP11. In municipio il sindaco Massimiliano Conti coordina l'emergenza insieme alla Protezione Civile regionale e nazionale e alla prefettura di Caltanissetta. Stanno preparando la delibera regionale di dichiarazione di calamità e la delibera di richiesta di calamità naturale con l'aiuto alla protezione civile. La protezione civile nazionale già è in campo e sono qua a Niscemi, chiaramente. Ho sentito il ministro Musumeci e chiaramente ci saranno novità anche dal governo, e regionale e nazionale. Oggi sul posto è arrivato anche il vicepresidente dell'AS, Gaetano Galvagno. Qui a Niscemi c'è una situazione veramente incredibile dove ci sono anche moltissimi evacuati, pertanto c'è un'attenzione assolutamente particolare, tant'è che mi trovo qui in questo momento e sono convinto che nei prossimi giorni ci saranno visite da parte sia del governo regionale che del governo nazionale. Sul campo decine di mezzi della protezione civile, i droni sorvolano costantemente l'area per monitorare l'evoluzione del terreno mentre proseguono i sopralluoghi aerei dei vigili del fuoco.
Sono giorni di gravi emergenze in Sicilia, avete sentito Niscemi, ma poi naturalmente ci sono i danni causati dal ciclone Harry che si è abbattuto nei giorni scorsi sull'isola. Oggi Consiglio dei Ministri che è stato appunto anticipato proprio vista l'urgenza e che ha deliberato lo stato di emergenza. Sono 100 i milioni stanziati in totale per Sicilia, ma anche Calabria e Sardegna, ricordiamo altre due regioni colpite appunto dal passaggio di questo ciclone, quindi si tratta di 33 milioni circa per ogni regione. Schifani è stato nominato commissario straordinario per la Sicilia, ma sentiamo tutto nel servizio di Adelaide Barbagallo. È stato di emergenza per i danni causati dal maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria. A deliberarlo il Consiglio dei Ministri. Lo ha reso noto il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci. Per i primi interventi urgenti ci sono complessivamente 100 milioni di euro, 33 per ogni regione. Altri soldi verranno stanziati più avanti. La Sicilia nei giorni scorsi aveva ricevuto dal governo regionale 70 milioni, quindi ne ha a sua disposizione 103 per le prime spese. A gestire lo stato di emergenza, che avrà una durata di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12, sarà Schifani, che è stato nominato commissario delegato. In Sicilia i danni vengono quantificati in 741 milioni, somma che potrebbe superare il 1,5 miliardi di euro, calcolando anche i mancati redditi di attività imprenditoriali e commerciali messe in ginocchio dalle mareggiate. Nei prossimi giorni il governo adotterà un nuovo provvedimento interministeriale per consentire il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate. Riferendosi a fenomeni di abusivismo e illeciti, Musumeci afferma: con questa mareggiata abbiamo imparato che tante cose fatte nel passato con leggerezza, con superficialità, non possono più essere tollerate né da questo governo né da quelli che arriveranno dopo. Lo Stato è vicino ai cittadini e ai territori, dice la Premier Giorgia Meloni, ma già fioccano le prime polemiche di chi considera insufficienti i soldi stanziati. C'è chi propone di prenderli da quelli previsti per la costruzione del ponte. Intanto la regione siciliana ha attivato un conto corrente dedicato proprio all'emergenza Harry. Se volete appunto donare dei soldi, l'Iban lo vedete anche in sovraimpressione, IT 18B 02008 0462 50 00 10 54 58 608. Vi ricordiamo, lo vedete naturalmente in sovraimpressione, l'intestatario è appunto la regione siciliana, causale emergenza ciclone. E a proposito sempre del ciclone Harry, è stato danneggiato il deposito dei treni della metro di Catania. È stato anche compromesso un nuovo convoglio che sarebbe dovuto entrare in funzione nei prossimi giorni durante la festa di Sant'Agata. E poi la ferrovia Messina-Catania è stata tagliata in due, però Trenitalia non lo comunica. Luca Ciliberti. Il ciclone Harry ha colpito anche la metro di Catania. Le forti mareggiate hanno allagato parte del deposito dove sono i treni di FCE. La parte che costeggia la zona tra Piazza Europa e la stazione di Catania è risultata compromessa e le onde hanno anche danneggiato un treno nuovo che sarebbe dovuto entrare in funzione in questi giorni. Tutto ciò inevitabilmente si ripercuoterà sul trasporto pubblico anche in vista dell'imminente festa di Sant'Agata. Tra i danni ci sono anche questi 3 treni che purtroppo sono significativamente danneggiati. Globalmente abbiamo quantificato i danni intorno a 8 milioni e 3, ma la cosa più critica è che adesso non possiamo disporre immediatamente del deposito officina, quindi manterremo l'esercizio con l'attuale materiale rotabile che garantisce comunque le frequenze che abbiamo adesso, ma purtroppo probabilmente sotto Sant'Agata non riusciremo a aumentare in maniera significativa le frequenze. Intanto i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono impegnati nel tratto tra Giampilieri e Taormina per liberare i binari dai pesantissimi detriti. Tra le zone interessate dai lavori ci sono Giampilieri, Aliterme, Scaletta Zanclea, Sant'Alessio, Letojanni e Taormina. Attualmente i collegamenti ferroviari tra Messina e Catania sono interrotti, ma il portale di Trenitalia non lo segnala. Sul sito infatti è possibile comprare il biglietto nonostante la tratta non sia percorribile. Secondo quanto riferito dai sindaci del Messinese interessati dai danni, non sarà riparata prima di 6-7 settimane. Inoltre persino i mezzi impegnati nei cantieri del raddoppio ferroviario sono a regime ridotto perché le strade lungo la costa sono state distrutte e sono quindi impercorribili.
Ad Agrigento 2 fratelli di 19 e 23 anni nordafricani sono stati arrestati dai carabinieri mentre rubavano generi alimentari e bevande per oltre 1.000 euro in un ristorante a San Leone chiuso per i danni provocati dal ciclone Harry. Durante il controllo i carabinieri hanno sequestrato ai 2 arrestati un coltello da cucina e per fortuna non ci sono soltanto sciacalli, ma ci sono anche 1 migliaio di giovani che girano da Catania lungo la costa ionica per aiutare chi ha perso tutto, mostrando così il volto solidale del territorio. Sono i nostri angeli del fango. Eva Spampinato. Vi hanno ribattezzato gli angeli del fango. Sì, io qui ci sono cresciuta e vedere il mio paese in queste condizioni è brutto e quindi sto facendo di tutto per dare una mano. Anche gli angeli a volte piangono, soprattutto quando questi angeli vestono i panni di giovani volontari che si stanno rimboccando le maniche per dare il loro aiuto. Siamo più di 1000 in questo gruppo. Da quanto tempo non ti fermi? 3 giorni. Ancora esiste gente che aiuta e meno male perché c'è un disastro. Nelle tragedie puoi ritrovare un po' quello che è il senso di comunità, no? Grondano sudore e voglia di poter dare il loro contributo dopo la devastazione di Harry. La forza di volontà non fa pesare le ore passate a spalare terra, fango, detriti, tutto quello che il mare ha portato nelle strade delle nostre coste. Qui siamo a Mascali. La piazzetta di Fondachello e la chiesa erano irriconoscibili. Il mio primo giorno libero è doveroso, è l'unica cosa che potevamo fare. I giovani volontari arrivano da tutte le parti della Sicilia e anche da fuori. Che amico che torna anche da su, questo è il senso di casa, no? Quindi è quello che poi uno si aspetta come botta di risposta. Il governo in questo si è mosso forse un po' meno. Tutto nasce dal passaparola e dall'appello lanciato da 2 giovani catanesi, Simone De Pieri e Simone Grasso. In poco più di 24 ore la chat spontanea è cresciuta a dismisura. Con le mie forze ho dovuto ristrutturare per ben 3 volte. Purtroppo non siamo stati aiutati ovviamente. Io spero ovviamente quest'anno di aiutarci e far sì che tutti i miei dipendenti ritornino a lavorare. Una rete dal basso che prova a rimettere in piedi la normalità, una spalata alla volta. In questi giorni vi abbiamo raccontato appunto quello che è accaduto in Sicilia. Fortunatamente non ci sono stati morti, la macchina della protezione civile, soprattutto quella delle allerte, ha funzionato, però di morti vi dobbiamo parlare, sono quelli del Mediterraneo, perché in questi giorni di passaggio del ciclone Harry ci sono 50 morti e 380 dispersi. Gli scafisti li hanno fatti partire ugualmente dalla Tunisia nonostante le condizioni del mare che erano proibitive. Sentiamo il servizio di Desiree Ferlito. Una tragedia ma è la tragedia del ciclone Harry, parla di vite umane, quelle dei 380 migranti vittime di più naufragi dispersi in mare in balia di onde altissime, spinti a partire da scafisti senza scrupoli nonostante le condizioni del mare fossero proibitive da giorni. Lo ha raccontato l'unico sopravvissuto del naufragio di venerdì scorso, rimasto in mare aggrappato alla vita per oltre 24 ore, che ha visto scomparire in mare 50 dei suoi compagni di viaggio. L'uomo messo in salvo dalla motovedetta Star e portato a Malta, dove è ricoverato in ospedale, ha parlato di una traversata iniziata dalla Libia lo scorso giovedì, prima che la barca si rovesciasse colando a picco tra le onde. Questa tragedia si aggiunge a quella di pochi giorni prima, che ha visto morire 2 gemelline di 1 anno scomparse in mare durante un'altra traversata partita dalla Tunisia. La loro madre è giunta a Lampedusa disperata con altri 61 superstiti. Un viaggio reso quasi impossibile dall'imperversare del ciclone Harry, che non ha impedito alla barca di salpare comunque. In questo periodo, segnato dal maltempo e dalle proibitive condizioni del mare, Alarm Phone segnala da giorni la scomparsa di 3 imbarcazioni partite dalla Tunisia, con a bordo circa 150 persone, con le quali non si riesce più a stabilire alcun contatto telefonico. In questo quadro drammatico la luce sono le 18 persone soccorse 2 giorni fa dalla Sea-Watch 5, tra loro anche 2 bimbi piccoli. Si trovavano su un barchino in difficoltà nel canale di Sicilia, sono attesi al porto di Catania tra poche ore.
Adesso cambiamo argomento, chiudiamo la nostra pagina dedicata appunto al maltempo e parliamo invece di una morte sospetta a Palermo a 26 anni, muore dopo un malore in casa. Si tratta di un ex calciatore, la famiglia ha presentato denuncia ipotizzando che il decesso sia dovuto ai ritardi nei soccorsi. Manlio Viola. È stata disposta l'autopsia sul corpo di Francesco Correnti, il noto giovane palermitano morto ieri all'età di 26 anni dopo un malore avvertito in casa. In base all'esito dell'esame autoptico, la procura deciderà se aprire anche formalmente una inchiesta, come richiesto dalla famiglia della giovane vittima che ha presentato un esposto. Francesco, ex calciatore, molto noto a Palermo anche per la sua attività all'interno di un frequentato negozio di accessori e cibo per animali, soffriva di problemi cardiaci. L'altro ieri sera era uscito con degli amici, poi, tornato a casa, ha avvertito il malore. Ma tutte le ambulanze a quell'ora erano impegnate. La centrale operativa del 118 ha fatto arrivare un mezzo da Villabate per soccorrere il ragazzo. Inevitabile il ritardo, ma la famiglia centra la propria attenzione anche sul fatto che il mezzo non aveva medico a bordo. Francesco è arrivato al Policlinico di Palermo ancora cosciente, ma è morto poco dopo. Per i familiari, senza i ritardi e se l'ambulanza avesse avuto il medico a bordo, il giovane si sarebbe potuto salvare. La magistratura dovrà accertare se ci siano responsabilità o se si sia trattato di una tragica fatalità. Nell'Agrigentino padre e figlio di 43 e 17 anni sono stati arrestati in flagranza di reato per aver appiccato il fuoco a un'autovettura e al portone di un'abitazione, determinando così un concreto pericolo per la pubblica incolumità. I due, indagati per le ipotesi di reato di danneggiamento seguito da incendio e resistenza pubblica ufficiale, sono stati bloccati dai carabinieri a Castro Filippo. Operazione antidroga dei carabinieri di Catania a Randazzo, 100 i militari impegnati anche col supporto di elicotteri, 14 gli arresti. Game over, così i carabinieri di Catania hanno battezzato l'operazione antidroga di Randazzo, una partita finita male per la criminalità con 14 arresti. I reati ipotizzati sono associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, spaccio di droga e furto aggravato in concorso. 100 i carabinieri del comando provinciale scesi in campo con il supporto dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, del 12° nucleo elicotteri, del nucleo cinofili di Nicolosi e della compagnia di intervento operativo del 12° reggimento di Sicilia. Le indagini, spiega la Procura di Catania, hanno consentito di comprendere i riassetti organizzativi del clan Sangani, operante a Randazzo e territori limitrofi, documentare la gestione delle piazze di spaccio e individuare i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente. Dopo i duri colpi inferti dagli inquirenti al clan con l'arresto dei vertici, tra loro il capo Salvatore Sangani, e numerosi sequestri, il gruppo criminale si stava riorganizzando con una nuova formazione con a capo Cristian Sabato e Danilo Giovanni Sapiente, capace di imporsi ed egemonizzare il traffico di sostanze stupefacenti. Diversi tipi di droga spacciati, marijuana, cocaina, anche crack, ma questa sostanza per gli assuntori di Randazzo era reperibile solo nel mercato di Catania e proprio nella città etnea. I picciotti del clan si sono recati in occasione della festa del 1° maggio del 2023 per partecipare a un importante evento di musica elettronica dal vivo per spacciare droghe sintetiche, tra loro l'ecstasy. E adesso torniamo a parlare della sicurezza a Siracusa. La commissaria nazionale dell'antiracket nel siracusano per fare proprio il punto sull'escalation di intimidazioni ai commercianti. Al nostro telegiornale dice bisogna stare dalla parte dello Stato, denunciando presente tutte le istituzioni assieme a sindaci e commercianti. Francesca Loi. I commercianti non sono soli, hanno attorno a loro le associazioni anti-racket, hanno chiaramente il sostegno delle forze di polizia e delle istituzioni. Sull'escalation di intimidazioni ai commercianti di Siracusa si fa il punto anche con la commissaria nazionale dell'anti-racket. La triste fotografia che emerge è questa: si preferisce pagare il pizzo piuttosto che denunciare. Il messaggio deve essere quello di avere il coraggio di denunciare e di decidere da quale parte stare. Sicuramente bisogna stare dalla parte dello Stato. Stato che è presente anche all'Assemblea regionale della Federazione Antiracket riunita a Floridia, alle porte di Siracusa. All'incontro ci sono tutti, compresi sindaci e commercianti. Bisogna riuscire a intercettare questi commercianti, questi imprenditori che per paura o per convenienza stanno pagando.
Pagare il pizzo vuol dire pagare la mafia e quindi contribuire a questi atti intimidatori. La criminalità parte con piccole richieste di soldi, ma poi... Il tempo è ben altro, quello che vuole la criminalità organizzata è impossessarsi delle attività commerciali. Ma l'allarme sicurezza non è legato soltanto alle intimidazioni. Soprattutto nella zona montana del Siracusano preoccupano anche i continui furti ai bancomat. Un'alleanza politico-sindacale tra Italia e Francia per affrontare le sfide che incombono sul futuro della ST Microelectronics. Lorena Dolci. La crisi dell'auto elettrica, la contrazione del mercato dei microchip, la sfida con la Cina. L'ST si confronta con uno scenario globale in continua evoluzione. Il colosso italo-francese dei microprocessori, che conta 46.000 dipendenti, di cui oltre 5.000 nello stabilimento di Catania, non può non avere una visione europea. Il PD rilancia un'alleanza con i colleghi d'Oltralpe. Oui, nous avons un groupe europeo franco-italien che si chiama ST Microelectronics. Sicuramente noi abbiamo bisogno di fare un investimento a livello europeo, bisogna avere l'ambizione di arrivare al 20%, per fare questo noi abbiamo bisogno di un 20%. Noi abbiamo ST che è un'azienda franco-italiana che è assolutamente in grado di poter fare questo, però bisogna avere una visione di tipo industriale. Poi ci sono le criticità del sito catanese, dall'aumento dei costi dell'energia, tra i più alti in Italia, alla realizzazione di una conduttura per il rifornimento d'acqua del nuovo modulo, il SIC Campus. Il tema dell'approvvigionamento idrico di 400 metri cubi l'ora rappresenta assolutamente la priorità. Ancora non ci sono certezze né dell'investimento né della garanzia dell'erogazione dell'acqua per queste quantità, che rischia di bloccare sia i finanziamenti di parte pubblica che ancora non sono arrivati, sia l'ulteriore erogazione della quota privata a carico di ST per completare l'investimento di 5 miliardi. Da parte loro i sindacati ritengono positivo il ritiro degli esuberi, ma chiedono di rivedere il piano industriale che deve sempre ruotare intorno alla produzione delle fette di silicio a 8 pollici. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. Vi aspetto. E adesso il calcio, la Serie B, il Palermo è alla ricerca del salto di qualità, nonostante un ottimo trend. La formazione di Inzaghi però continua ad allontanarsi dalla zona promozione diretta. Intanto sul mercato il DS Osti stringe per Tramoni. Marco Gulla. Il Palermo corre, ma le altre ancora di più. Ecco perché i rosanero, nonostante una striscia positiva di 9 partite senza sconfitte, sono sempre quarti e si allontanano dalla vetta. Il pareggio di Modena, seppur sia sulla carta un buon risultato in un campo decisamente difficile, ha rallentato la corsa del Palermo. Frosinone, Venezia e Monza vincono quasi sempre. Difficile stare al passo delle tre. È stata una partita combattuta dove si poteva sbloccare tramite una palla inattiva, un tiro da fuori magari. Peccato per tutte e due le occasioni, soprattutto quella del secondo tempo in cui avevamo trovato il gol, però va bene così, dobbiamo continuare su questa strada. Siamo un po' non proprio soddisfatti al 100% per il risultato, però credo che la squadra abbia dato veramente tutto fino all'ultimo minuto. Mercato, ultima settimana in cui il direttore sportivo Osti dovrà definire le trattative già intavolate. Si stringe per Tramoni, una trattativa che fin dall'inizio si è rivelata complessa ma che non è mai uscita dai radar del club rosanero. La distanza tra le due società è poca. Il Palermo avrebbe offerto 5 milioni di euro per il prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Decisivo potrebbe essere il fattore Inzaghi. In rosanero Tramoni ritroverebbe l'allenatore con cui nella scorsa stagione ha conquistato la promozione in Serie A. In arrivo ci sarebbe anche Jonsen dalla Cremonese. E adesso la Serie C, il Catania gioca bene e vince con merito con il Cosenza, concedendo poco o niente all'avversario. I numeri al Massimino sono esaltanti, ma il primato dei rossazzurri si legge anche attraverso la qualità del gruppo. Ufficiale intanto il prolungamento del contratto di Jimenez. Marco Carli. Le emozioni e le prestazioni, sostantivi con lo stesso finale e diversa radice. Quando vanno a braccetto vuol dire che la combinazione è giusta, perché il Catania col Cosenza ha unito l'utile al dilettevole in sintesi. Ha giocato bene, ha colpito nel momento giusto e ha suscitato entusiasmo. Prestazione e emozione, come si diceva. Quando nel calcio ci sono entrambe, finisce che va, come dice Toscano.
Sono contento della crescita, soprattutto sotto l'aspetto del gioco, della tranquillità nel giocare la palla, nel divertirsi a volte. Peccato che magari avremmo meritato qualche gol in più, però io guardo la prestazione e sono contentissimo dei ragazzi perché oggi mi sono divertito. Un cenno va fatta ai numeri, primo posto col Benevento, 11 vittorie al Massimino, 1080 minuti di imbattibilità interna con 34 punti conquistati su 36. E non abbiamo parlato ancora della fattura dei gol del 2-0 con il Cosenza. Il tocco di Jimenez dopo la giocata di D'Ausilio e il cross di Donnarumma e il degno suggello dell'accordo che il club ha reso ufficiale per il prolungamento fino al 2028. La legnata di Lunetta al suo 8º centro stagionale esalta il pubblico e la corsa di Casasola sempre grande assist man. Se poi Caturano avesse segnato sarebbe stata la ciliegina sulla torta, solo quello, anche perché dal mercato sono arrivati i tasselli giusti, basta vedere la prestazione di Miceli in difesa. Ho cercato di adattarmi alle indicazioni del mister che erano magari diverse rispetto a quelle che facevo a Monopoli, però il ruolo è il mio e cerco di mettermi a disposizione, di dare un contributo alla squadra. Intanto ci sono delle novità sulle condizioni di Francesco Di Tacchio, che ieri non ha preso parte all'incontro per una botta al costato rimediata durante la rifinitura di sabato. Il centrocampista ha subito l'infrazione della quarta costola sinistra e quindi dovrà osservare un breve periodo di riposo. Facciamo una breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Ritorniamo alla nostra notizia di apertura perché c'è un aggiornamento che arriva da Niscemi, è salito a 1500 unità il numero degli abitanti coinvolti nella cosiddetta zona rossa della frana che da oltre 24 ore tiene impegnata la protezione civile locale, regionale e nazionale. Per precauzione la fascia di rispetto è passata da 100 a 150 metri, mentre la linea di frana ha raggiunto i 4 chilometri. Lo ha dichiarato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci al termine della riunione dell'unità di crisi alla protezione civile a Roma, alla quale ha partecipato anche il capo del Dipartimento Fabio Ciciliano, che ricordiamo domani sarà in Sicilia. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.